Scatman's World. Bella raga, tutto il comandante veneziano F1 ragazzi 1.14. Gran premio di Ungheria, settimo posto come indiano, dai, non malissimo. E purtroppo, vabbè, poi sempre di Gigi, secondo Rosberg. L'obiettivo ragazzi è stare davanti al porco tedesco. Andiamo. Vai raga, Gran Premio d'Ungheria. Tensione all'ennesima potenza. 17 punti dividono Rosberg da veneziano. Rosberg purtroppo parte molto avanti. Bella partenza, buona partenza, dai. Se devo tentare il miracolo devo stare davanti a Rosberg, assolutamente. E Rosberg è già possibile, vabbè, però non è possibile, lo fanno passare, cazzo. Vabbè, non la capisco proprio questa cosa, comunque, ok. Accettiamola. Dai che lo superiamo in pista, E sorpasso all'esterno micidiale, stavolta il Kuma ha fatto una gran cosa, Questa volta il Kuma ha fatto un gran sorpasso. E si gode. E adesso tentiamo di scappare via, proviamoci. Anche se sarà un'impresa disperita. Sarà la tipica impresa disperita. Ma dove taglio culo? Ma che cazzo stai dicendo, merda umana? Vabbè. Dai, niente. Però Rosberg sei sempre secondo, non c'è. Sarà impossibile vincere il titolo irridato. Tanto il primo giro se ne sta andando. E siamo primi, cazzo. Il problema è che Rosberg fa secondo. Dopo se giocheremo ai box anche, oltretutto. Che bello. Ok, primo giro completato. Rosberg è là però. Nicolino è là, nessun ritiro dopo il primo giro comunque. In qualifica facevo il primo settore alla grande, poi secondo tenevo e perdevo tutto nel terzo. Io sempre ho un settore dove perdo tutto. In questa seconda stagione come indiano, dopo il bellissimo secondo posto dell'anno scorso, sempre contro l'Osberg che ha vinto il titolo mondiale, quest'anno lo voglio vincere io, cazzo. Lo voglio vincere con una macchina palesemente inferiore. Dobbiamo scappare via ragazzi, voglio scappare via. Non ce la faccio. Ho già tenere questa distanza sarebbe già positivo, insomma, quantomeno non rischio il sorpasso. Vedremo, Cuba, vedremo. La gara è molto lunga. A Budapest, il regno della gnocca, ragazzi. Occhio. E bravo Cuba. Dai, rimaniamo anche sempre così, cazzo. Va benissimo. All'ottavo giro la sosta. Ragazzi, sta iniziando il valzer delle soste. Attenzione Hamilton, mamma mia, non sono visto proprio. Ok. Iniziano i pit stop come viene. Stai buono. Adesso vediamo un po' con i pit stop cosa succede. Qualcuno è già andato. Ah, Dio mio, che casino, ragazzi. Poi si è ritirato Jenson Button nelle retrovie. Mamma mia, come attento. Cosa faccio? Cosa faccio? Dopo i box vediamo rispetto a Rosberg come siamo messi. Che viaggia tra il terzo e il quarto posto. Meno male che c'è Gigi che sta tenendo bene adesso. Vado subito, non ho il passo, mi tocca andare subito. No, sto uno in più e vaffanculo. Pazzia come indiana. Crazy come, crazy come.
Comendone pazzo, il comendone rimane in box, cioè rimane fuori. Attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. E adesso vediamo, voglio marcare Rosberg. Preferisco stare davanti a Rosberg e perdere la posizione da Hamilton. Tanto Rosberg so che li supera prima o poi. Speriamo ci sia traffico. Se Hamilton becca traffico ritorno primo. Speriamo, cazzo. Preghiamo. Ci giochiamo tanto qua. L'unica cosa è che probabilmente fregherò la posizione ancora ad Alonso. Va bene, insomma. Cazzi suoi. Non me ne fotte un cazzo. Il problema è che dopo Rosberg ne riguadagna una. Va bene, dai. Però devo pensare più alla mia gara, cioè. Io voglio stare davanti a Nicolino a tutti i costi. Siamo a metà gara comunque. Le gomme sono finite. Tutte finite. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. Sì, merda. Bisogna capire se perde la posizione da Gigi, ragazzi. È tutto qua, ragazzi, è tutto qua. Box, box, box. E infatti va anche Alfonso, va anche Alfonso. Mi dispiace Alfonsino. Le chiedo perdono, dolce Alfonso. E adesso vediamo Gigi. Ti prego, dai, fate il lavoro davanti a Rosberg, dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai veloci, dai veloci. Bravissimi, viamo. Siamo davanti a Nicolino che è nel traffico. È nel traffico Nicolino. No, dove cazzo è Nicolino? Ha perso tempo Rosberg, ha perso tempo. Siamo secondi, che sparo. Ma Perez però c'era avanti. No, cioè, che cazzo c'era avanti? Perez? Non sono previste altre soste ai box. Cerca di Che casino con le soste! Che casino con le soste, ragazzi! Non si è capito un cazzo. Non si è capito niente. So solo che lei è un casino. Speriamo di mantenere la first position, ragazzi. Speriamo. Bottas terzo, incredibile. Ha rimescolato tutto la sosta. Io non ci voglio credere. Secondo me è lontano Rosberg. Questa è una grande occasione, secondo me. Dai, fioi, dai. Non è che ce ne possiamo anche andare via da Bottas. Bisogna capire Perez. Ma Hamilton dove cazzo è Gigi? Dov'è Gigi, ragazzi? Non capisco dov'è Gigione. Qui c'è Bottas al terzo posto. E Perez va ai box. Ragazzi, posso vincere la gara. Ma dov'è Hamilton? Dove cazzo è Hamilton? Traffico Alonso indietrissimo, ma lo sappiamo. Che casin, che casin. Ragazzi, mi sono fatto tanti giri con carburante addirittura basso. Qua Vettel mi supera sempre. Dobbiamo tenerla con le unghie e con i denti. Mamma mia, che casino, ragazzi. Che casino. Rosberg è quinto, il Nicolino di merda. Tensione alle stelle. Forse è Hamilton quello che ha pagato pure tutte le soste ai box. Era primo, cazzo. First class, first class. No. Come no, sti errori però. No, non ce la faccio più, la tensione è inaudita. Sarebbe importantissimo finire primi con Rosberg quinto. Diciamo che Rosberg ha 7 vite, questo è capace di superarli tutti in mezzo giro. Dai che siamo vicini al final lap come era. Vogliamo il final lap come era. Attention please, attention. Porca troia, sono tutti là. Un altro ritiro intanto. 3 ritiri in questa gara. Attenzione Seba, attenzione al Seba. Bravi ragazzi, bravi.
Mamma mia che casino Bottas, anche Rosberg tenta di superare, porca troia. Ti prego, no, Rosberg secondo, però neanche terzo. Sto troppo guardando gli altri, però sto troppo guardando gli altri. Comunque Rosberg è quarto adesso. Ma porca troia, recupera una posizione, che do coglioni. E che la devo vincere. La devo vincere, devo sfruttare tutto, Cordoli, Prato, tutto, non me ne frega un cazzo. Questo è lo stile comandiano, cover, stile rally, fioi. Mamma mia, la bagarre che c'è dietro è spaventosa, comunque. Questi ultimi 2 giri li ho fatti proprio in maniera ignobile, solo col pensiero di capire cosa succede dietro, non me ne frega niente. Anche questa è la Formula 1 difendere, fare pazzie, sportellate come niene. Ognuno porta il suo stile, cazzo. Dai, fiori. No! Brutta, brutta, brutta questa, brutta. Salvato, gomme finite comunque, gomme finite, tutto finito. E il Cume va a vincere una gara mostruosamente pesante, pesantissima. Terza vittoria per il Cume. Terza vittoria, Alfonso X. Grandi fiori. Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Rosberg quarto, siamo secondi a -4. Che lotta, ragazzi, che lotta per il mondiale costruttori, siamo a -68, ce la giochiamo ora tutte le parti. -4, torniamo in corsa e godo. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.